Va ora in onda Giallo Radio Club, racconti noir dal passato e dal presente, scritto e condotto da Laura Marinaro. In nome del popolo italiano, la Corte di Assise di Rimini, visti gli atti del procedimento a carico di Da Silva Luisa, visto l'articolo 530,2 Codice di procedura, assolve Da Silva Luisa da denuncia. Buonasera, siamo qui oggi, benvenuti a tutti. Ricordatevi i numeri per intervenire: 0292 94 7222 e 340 670 9659 per riparlare di quello che a questo punto torna ad essere un giallo. Prima di tutto, visto che ha pochissimo tempo, abbiamo qui l'avvocato, uno degli avvocati della difesa di Luis da Silva, Riario Fabbri. Benvenuto avvocato. Buonasera, salve. Buonasera. Allora avvocato, innanzitutto insomma complimenti, una grande soddisfazione per un grande lavoro ovviamente da parte vostra, immagino. Vi ringrazio, sì, è stato un lavoro importante, meticoloso, abbiamo sempre creduto di poter ottenere il risultato che oggi appunto la pronuncia di assoluzione che è stata decretata dalla Corte d'Assise di Rimini, e accogliamo con favore appunto il provvedimento che attualmente ha liberato Da Silva dallo stato di custodia cautelare e lo ha dichiarato come non colpevole. Come sta Luis? Ha potuto sentirlo adesso dopo un po' di ore? Sì, siamo stati assieme diverso tempo, adesso sta cercando di ricalarsi nella quotidianità al di fuori del carcere. Adesso piano piano cercherà di riprendersi la dignità che gli era stata tolta vista la custodia cautelare così portatasi nel tempo, e adesso è pronto per ritornare per quanto possibile dopo tutto quello che è successo a un regime di normalità. Senta avvocato, Luis ha parlato di rinascita della giustizia. Lei mi può spiegare perché è stato così tanto in custodia cautelare? Cioè alla fine pericolo di reiterazione immagino che non ce ne fosse, di inquinamento probatorio non credo nemmeno, e avevano paura che andasse via? Ma allora quelli sono, molto probabilmente era il pericolo di fuga, Sì. l'esigenza cautelare che veniva ravvisato, ma il tutto si deve basare anche su quali sono gli indizi a carico di Da Silva. Bravo. Non solo, il discorso è anche qual è l'attenzione probatoria che viene richiesta in fase di applicazione di misure di custodia cautelare rispetto a una condanna o una soluzione in un processo indiziario. Interessante. Quindi questa Sì. è la grossa differenza. Oltretutto, alcuni elementi che parevano granitici nel corso delle indagini, in seguito agli incidenti probatori non sono rimasti tali, anzi abbiamo avuto la Cam 3 famosa, che poi è stata quella per cui è stato arrestato, no? Io ricordo quando ho letto quel provvedimento mi sono messa le mani nei capelli, ho detto ma dov'è qui? Cos'è? Cos'è questa cosa? Mi sembrava veramente molto molto flebile. Non solo, vi era anche per esempio una consulenza di parte che vedeva nella sera del 3 ottobre delle voci maschili a ridosso dell'azione omicidiaria e le riteneva compatibili con il timbro vocale di Luis da Silva. In realtà la perizia fonica che è stata assunta in forma di incidente probatorio non ha classificato come voci quei suoni che erano dei rumori diversamente classificati in fase di indagine, e quindi non vi era più la voce maschile ascrivibile a Da Silva. Questo è un altro elemento che sicuramente va a modificare il quadro indiziario sul quale si era applicata la misura di custodia cautelare in carcere. Questi sono gli esempi macroscopici, diciamo. Sì, infatti, perché poi secondo lei sono stati fatti degli errori in sede di inizio delle indagini, come spesso accade, anche in sede di sopralluogo? No, allora noi abbiamo indicato delle piste alternative, nel senso sono elementi fattuali
che ad avviso della difesa dovevano essere approfonditi per poter andare a escludere eventuali piste alternative. Questo è il lavoro che ha fatto la difesa, ma mai ci siamo permessi di dire né cosa doveva essere fatto né cosa non doveva essere fatto. Noi abbiamo una visione in chiave meramente difensiva e di tutela di Luis da Silva. Il nostro compito si ferma lì. Nell'ambito di questo compito vi è l'indicazione di possibili piste alternative, però parlare di errore con il macroscopico e attento lavoro che è stato fatto dalla procura mi sembra veramente ingiusto. Sì, no, io dico per esempio, ricordo perché ne avevo parlato una volta con la dottoressa Baldi, a parte che non c'era il DNA di Luis da Silva sulla scena del crimine, ecco, ma per esempio questo famoso capello fotografato e mai repertato, che mi ricorda un po' degli altri capelli, appunto, che mi ricorda altri capelli in un altro caso. Sì. Quindi 500... Noi abbiamo unito quel dato lì del cappello non preso in considerazione, non campionato, con il DNA ignoto denominato maschio 3 che il professor Giardina ha isolato nell'incidente probatorio del DNA. E questo ci porta a dire che vi era sicuramente una persona diversa da Luis da Silva sulla scena del crimine. Beh, insomma, a questo punto maschio 3 è stato confrontato con il DNA dei 4 attenzionati ed è risultato non compatibile. Quindi questo è un ignoto. È sicuramente un elemento forte. Interessante. E noi Quindi diciamo a questo punto, vabbè, ovviamente bisogna aspettare, a parte che il dispositivo ancora non lo abbiamo, giusto? 90 giorni di tempo. No, quella è la motivazione, sì, ma proprio il dispositivo, perché la soluzione per il 530,2 che ricordiamo è una sorta di vecchia insufficienza di prove di fatto, cioè il non essere andati oltre ogni ragionevole dubbio, che obiettivamente poi alla fine quello è. Ovviamente poi bisognerà aspettare le motivazioni, la speranza della gente, insomma, avvocato, ovvio che non è il vostro compito, ma secondo lei si riuscirà a capire chi ha ucciso Pierina a questo punto? Guardi, questo è un compito che spetta all'accusa e noi abbiamo un compito importantissimo che è quello di garantire la difesa di Luis da Silva e stiamo cercando di farlo nel migliore modo possibile. Poi questo che lei richiede non è sicuramente affare che può interessare la difesa. Non è questo il nostro compito, né assolutamente, né abbiamo i poteri, né siamo chiamati a fare. Sì. Certo, però che avete offerto degli elementi come questo ignoto 3 che potrebbero anche essere interessanti. Insomma, adesso ovviamente attendiamo le motivazioni, poi come ha detto lei in un'intervista in televisione, aspettiamo l'appello. Beh, vabbè, ma quello sempre, no? È di default, Ma mi è stato detto prima, non mi ricordo da quale emittente, che la procura appellerà la decisione. Questo vuol dire che molto probabilmente è fermamente convinta dell'assunto accusatorio e lo sosterrà e noi ci difenderemo. Certo. Va bene, la ringrazio tantissimo, so che insomma doveva andare via, se vuole continuare a seguirci ci saranno altri ospiti, insomma. La ringrazio. Però poi insomma teniamoci in contatto per quando ci saranno le motivazioni. Grazie mille. A lei, buona serata. Complimenti ancora. Salve. Eccoci, allora avete capito che oggi parliamo di Pierina Paganelli, di cui non parliamo da tantissimi mesi perché alla fine Garlasco ci aveva assorbito. Questo poi alla fine io non l'ho seguito più di tanto da vicino questo caso, anche se ho seguito l'inizio e ricordavo appunto che c'erano molti punti, insomma, un po' dubbi su tutto questo impianto accusatorio e soprattutto sul fatto che poi la custodia cautelare si è protratta per 2 anni, però tant'è.
ieri, anzi questa notte, c'è stata una sentenza, e oggi ho qui due ospiti d'eccezione. Una che era lì presente ed è la criminologa forense e grafologa Clarissa Matrella, che faceva parte un po' del pool della difesa di Manuela Bianchi, quindi parleremo poi di questa parte che insomma è stata un po' determinante anche in tutta questa vicenda. Benvenuta Clarissa. Buonasera. Non ha dormito Clarissa, immagino, perché è stata una notte folle. Alle 7 eravamo svegli. Ma cioè alle 2 Sì, siamo stati svegli fino a tardissimo. No, io devo dire che sono stata sveglia fino alle 2 aspettando che Clarissa mi mandasse un messaggio, e poi mi sono addormentata e ho visto questa mattina che alle 2:49 me l'aveva mandato. E poi abbiamo con noi Alessio Erasmo Antonelli, che già conoscete tutti, La legge senza toga, espertissimo, ex avvocato, giurista, possiamo dire, che aveva fatto un tweet, diciamo, ecco, su X il giorno prima della sentenza scrivendo: prevedo un 530,2. Bentornato Alessio. Sei paragnosta, Alessio? Sei paragnosta? No, allora era un dibattimento preparato malissimo, andato peggio, lasciava prevedere che comunque, dato che comunque bisogna salvare un po' il processo, bisogna salvare l'istituzione, bisogna salvare qualcosa, bisogna dare. Allora cosa è successo? Che è stato assolto il Da Silva perché la pubblica accusa non è riuscita a raggiungere la prova, o era inesistente o contraddittoria o insufficiente. Ma questo era proprio uno sbocco naturale di questo processo incardinato nel peggiore dei modi, e è andato avanti con nuovi testimoni saltati fuori come funghi, non conosciuti alla procura, fatti non conosciuti alla procura. Veramente una situazione di disagio da quale la Corte d'Assise, come dire, li ha un po' tolti dalle secche, perché veramente condannare con questo processo Da Silva era un obbrobrio giuridico. Però era nelle carte, adesso io non c'è niente di... Non ho ancora il dispositivo, vero Clarissa? Non ce l'abbiamo ancora? No, sì, ma io ho sentito l'audio e si sente chiaramente con 530,2 per non aver commesso il fatto per l'omicidio diciamo premeditato, e perché il fatto non sussiste per le aggravanti ulteriori, che sono la crudeltà e la... ce n'è un'altra, adesso non ricordo. Gli futili motivi, forse? No. Adesso il vincolo di conoscenza, no? Non lo so. No, erano altri due aggravanti, per il fatto non sussiste in quanto è caduta l'ipotesi principale. Allora, ricordiamo un attimo, facciamo un recap, anche se tutti conoscono questa storia. Io sento delle voci, non so, sento. Se potete spegnere. Sono io? Sì, sento. Si sentono ancora? Sì. Ho uno studio sempre pieno di gente. Ecco. Adesso sono isolata, dovrebbe... Allora, innanzitutto, ricordiamo un po' la storia. Pierina Paganelli è questa pensionata di 78 anni che abita in via del Ciclamino 31, un po' un condominio diventato famoso in tutta Italia e che è un po' il fulcro di tutta la storia. Poi vediamo se sarà il fulcro di tutta la storia. Comunque, il 3 ottobre del 2023 Pierina di sera, poco dopo le 22, fa il ritorno da una riunione nella sala dei testimoni di Geova che lei frequenta da sempre. Va nel garage, posa l'auto, prende dei vasetti di sottoli, mi sembra sottoli, sì. Conserve. E alle 22:13 sappiamo l'orario perché viene registrato quest'urlo veramente agghiacciante. Viene accoltellata 29 volte nel vano tra l'ascensore e il garage. Viene quindi accoltellata con ferocia, insomma 29 coltellate non sono poche.
chi dà l'allarme? L'allarme viene dato il 4 ottobre, quindi il giorno dopo, dalla nuora di Pierina Paganelli, Manuela Bianchi. E alle 8:08, quindi in preda al panico, telefona al 118 alla polizia. Inizialmente non comprende nemmeno bene lei, perché poi era abbastanza buio lì chi fosse questa signora, poi capisce che insomma era la suocera, e quindi inizia tutto quello che inizia. Ovviamente cosa succede? Cioè, anch'io l'avrei fatto da investigatore. La prima cosa che si fa è un po' andare, innanzitutto 29 coltellate parlano di un delitto da parte di qualcuno che la conosceva, quindi si va a vedere un po' chi c'è intorno a Pierina, e soprattutto si circoscrivono un po' le indagini in quel condominio, no? Ecco, spunta fuori questo Luis da Silva. Perché spunta fuori Luis da Silva, che è il vicino di casa, moglie. Spunta fuori la tresca prima Perché spunta fuori la tresca, certo, e tutto di là deriva. Insomma, si viene appunto a scoprire questa liaison extraconiugale tra Manuela Bianchi e questo Luis da Silva, questo vicino di origine senegalese, però sposato ad una riminese, Valeria Bartolucci, che peraltro è amica di Manuela Bianchi, e quindi di lì si immagina, cioè si ipotizza questo movente, perché poi alla fine devi andare a trovare un movente, no? E il movente più semplice, diciamo, in un certo senso. Aspetta, Clarissa, faccio un po' il riassunto e poi dopo ti do la parola. E ovviamente dice, vabbè, lui l'avrà uccisa perché l'ha sicuramente uccisa perché lei, cioè Pierina, voleva raccontare a tutto il mondo di questa liaison, e probabilmente, anzi, poi si temeva che insomma, cioè, avrebbe avuto conseguenze devastanti per la famiglia, anche per Manuela, la sua soprattutto appartenenza ai testimoni di Geova, che già era stata messa in discussione, perché insomma, tutta questa storia che ha, come, in un modo troppo pruriginoso, secondo me, e per quello che io sinceramente non l'ho seguita molto, perché non mi appassionava molto questa vicenda pruriginosa, e perché veniva presentata anche dai media in modo eccessivamente pruriginoso. Poi è arrivata Garlasco e tutti si sono dimenticati di sta storia. Quindi diciamo, Clarissa, la figura di Manuela obiettivamente è stata sempre molto controversa. Prima difendeva Luis, poi non lo difende più. Cosa è successo? Psicologicamente Manuela era molto provata inizialmente, diciamo, lo shock della Pierina, che l'aveva comunque cresciuta, questo amore un po' amore e odio, perché un po' era una suocera un po' pesante, come tutte le suocere, ragazzi. Sì. Possiamo adesso dire direttamente, le sono quelle, insomma. Lei era molto esposta, dunque nonché vediamo anche che Manuela tende a nascondere nelle sue testimonianze iniziali, e un po' a diciamo, coprire questa situazione anche di, diciamo, da Silva. E poi ritrae, diciamo, la sua testimonianza, e inizia a parlare, anche dopo avergli spiegato che cosa, diciamo, come era giusto, diciamo, l'utilizzo che l'uomo aveva fatto di lei, perché, diciamo, le donne quando hanno diciamo, si trovano in questo circolo, iniziano un circolo della violenza, scusa Clarissa, ma tu sei al viva voce, perché ti sentiamo abbastanza male? No, assolutamente. Un attimo, allora tolgo gli auricolari. Ti sentiamo male, sì. Mi sentite adesso? Oh, adesso meglio, perfetto.
Scusatemi, La radio è pensavo un che gli po' così. auricolari e il microfono era meglio, invece e dunque spiegavo che secondo una mia visione lei ha subito un po' un ciclo della violenza dove lui la manipolava, e nonché anche in una, diciamo, quando Da Silva viene sentito in una delle diciamo discussioni, mi dice io avevo rapporti sessuali con lei perché dovevo farla stare in silenzio, tenerla buona. Questo uomo è molto manipolativo, tende comunque ad avere più donne perché è educato sotto questa modalità, questa forma un po' di bigamia. E di fatto, diciamo, secondo la mia visione, Manuela era la vittima diciamo, di questo delitto. Beh, anche la moglie però, perché anche la moglie non lo sapeva che lui la tradiva prima, o no? Cosa? Anche la moglie non sapeva che c'era questa tresca con l'amica, l'ha scoperto dopo. La moglie, diciamo, la signora Bartolucci, purtroppo ha anche le sue problematiche rilevate, diciamo, poi ci sarà anche un processo per stalking nei confronti della Bianchi, c'è comunque un altro processo poi ad ottobre. Diciamo, la signora ha avuto delle, diciamo, forme anche persecutive nei confronti della Bianchi, lei non sapeva nulla di questa relazione. Però vabbè, tutto ciò non c'entra niente, diciamo, andiamo più a me interessa più il comportamento processuale di Manuela. Alessio, tu che idea ti sei fatto? Perché alla fine lei era un testimone importante. È individuato nel fatto che potesse la Paganelli scoprire la tresca, e questo avrebbe comportato nel Da Silva dei problemi di matrimonio, e di conseguenza sarebbe stato compromesso anche dal punto di vista economico e non poter mantenere più la famiglia in Senegal. Quindi è misto il momento. Molto debole, molto tenuto su con le pinze. Però è questo, non è solo il fatto che c'era la tresca. La tresca oltretutto era notoriamente risaputa, quindi a quel punto cade uno e cade anche l'altro. Questo è il concetto. Ma no, a me interessa un po' la Bianchi, sì, dal punto di vista processuale. La Bianchi, in realtà, quando la Bianchi cambia versione? Allora, innanzitutto, questo è un ulteriore processo dove ci si focalizza sulla scoperta del corpo. Sì. Secondo, la Bianchi cambia versione quando il Da Silva, in una delle sue tante dichiarazioni, asserisce essere stata la Bianchi solo un filarino, come dire, momentaneo, non l'amore della vita. Questa è una coincidenza, io non voglio dire che lei abbia cambiato per questo, ma è una coincidenza. Certo. Coincidenza che va a associarsi ad un'altra coincidenza, che è un incidente probatorio, strumento abusato in questo processo, quello della telecamera della farmacia, che cade. Quindi cade quello, viene fuori questa dichiarazione, vengono fuori delle presunte minacce, perché poi la Bartolucci ancora per le minacce non si sa nulla. Vengono fuori le minacce, come dire, sono uno dei motivi per cui si può proseguire in un incidente probatorio, quindi assumere la testimonianza della Bianchi perché è sotto minaccia in incidente probatorio, e lì viene fuori che lei ha visto e incontrato il Da Silva la mattina al momento della scoperta del corpo con tutte le contraddizioni relative al fatto che lei non avesse riconosciuto la suocera, anche c'è il particolare di una borsa che porta a considerare che non fosse proprio irriconoscibile e quant'altro. Quindi il quadro è veramente ondivago. Non poteva che finire così, insomma, perché circolare, si parte sempre dal fatto che è Da Silva il prescelto e bisogna costruire su
una accusa. Adesso io non voglio tornare al caso più famoso che ha ma è simile. in questo caso. Però io sono tentato di pensare che se non ci fosse stato l'esplosione del caso Garlasco, di tutte le contraddizioni di un processo indiziario dove gli indizi alla fine non esistono neanche, forse questa soluzione non si sarebbe arrivata a questa soluzione, almeno in primo grado, detto fra noi, perché poi nelle magistrature superiori l'impianto sarebbe crollato uguale. Comunque certo. È stato tenuto su con questa formula del mancato raggiungimento della prova. Questo è tutto l'impianto movente. La Paganelli poteva scoprire la Tresca avrebbe comportato nella vita familiare del Da Silva un grosso problema, che lo avrebbe portato fuori di casa. La situazione fuori di casa avrebbe portato a un problema economico e quindi non poteva sostenere ancora la sua famiglia in Senegal. Questo era il pseudo-momento. A questo punto dobbiamo parlare di pseudo-momento allo stato degli atti, perché in più si inserisce in tutta questa vicenda una carcerazione preventiva che la Corte di Cassazione non ha minimamente individuato, non ha capito i motivi per cui fosse in custodia cautelare. Io volevo aggiungere che diciamo anche ci sono stati delle mancanze da parte della scientifica nel rilevare le prove, come diciamo, io lo chiamo il caso delle muffe, insomma, del gorgonzola, perché anche l'essiccatore, in quel caso lì il tecnico non ha valutato in modo corretto, ma ci sono anche altre, diciamo, secondo me, prove non analizzate. Adesso facciamo un minuto di pausa e torniamo su questo perché mi interessa molto. È vero, ha ragione Clarissa, anche qui sono stati fatti degli errori all'inizio, nel sopralluogo addirittura, e non solo, perché come diceva Alessio, si è partiti solo dal luogo del ritrovamento, non si è andati un po' a ritroso sulla scena del crimine. Torniamo tra un minuto di pausa. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Stai ascoltando? Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti. Ho l'iperacusia, sono allergico ai rumori forti. Da regista premio Oscar Daniel Roher. Vuoi fare soldi veri? Chiamami. Non fare niente di stupido. Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa. Scordatelo, ho chiuso. Apri la cassaforte, apri la cassaforte. Io sono solo un accordatore. Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra? Il nuovo capolavoro di Almodovar. Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere. Con chi ho lavorato in questi 20 anni? Una storia sul legame tra ispirazione e vita. Lo lascerai, prima o poi. In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema. Il re è tornato. Senti ogni nota. Credo che la musica possa cambiare il mondo. Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema. Devo capire che cosa vuole. Vorrei un feedback costruttivo. E anche un lecca-lecca? O solo un feedback? Prenderò il meglio da questo lavoro. No. Charlie, chi abbiamo detto delle risate? Stella! Ciao! Dimmi che non ti metterai quello. Nascondi l'emozione per una volta, ti prego. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Eccoci qui tornati, stiamo parlando della sentenza di assoluzione a Luis da Silva, ma soprattutto stiamo parlando dell'omicidio di Pierina Paganelli che a questo punto, dopo questa notte, non ha ancora un autore. Clarissa, spiegaci questa teoria del gorgonzola perché mi interessa. E quando hanno fatto i rilievi, diciamo, sul corpo della signora Paganelli hanno, spogliato la signora e poi raccolto i suoi vestiti, mandati in scientifica a Bologna, e il tecnico ha, secondo protocollo, secondo la sua testimonianza, secondo il protocollo, fatto essiccare i vestiti della signora Paganelli. Però nonostante le ore che lui dichiara, i vestiti non erano stati essiccati in modo corretto e dunque hanno prodotto delle muffe. Dunque sul corpo, seppur c'era il DNA dell'autore del delitto, non si è potuto rilevare. Hanno deteriorato i vestiti della signora. Incredibile. Un'altra cosa. Un altro elemento che è venuto meno, che era poi la prova regina, è stata la CAM 3. Sì. Dunque la CAM 3 abbiamo notato che il valore probatorio del video era molto scadente e che non risultava avere l'altezza, come dice il consulente del GIP, avere la struttura di Da Silva. Io penso che in questo caso ci sia stato, che è un caso mediatico, ci sia stato troppo rumors e dunque ci siano persi degli elementi importanti di questo caso. Una cosa che ho fatto subito dopo che è successo il delitto è andare sul posto, dunque in via del Ciclamino, e vedere che cosa, come se c'erano ancora altre prove, qualcosa. Io ho notato spesso e volentieri una scatola di guanti. E anche questa cosa di aver trovato all'interno della casa di Valeria Bartolucci un bisturi, lo stesso bisturi che è stato tagliata la gonna della signora Paganelli. Vabbè, ma lei faceva l'infermiera, fa l'infermiera. A mio avviso il caso Garlasco un po' ha condizionato la dottoressa Casadei e io penso che ci siano state delle... Ma scusa Clarissa, ma questo bisturi... Al canale 122 io dicevo, c'era un altro avvocato che diceva va bene, sarà un altro caso dove ci sarà l'ergastolo e io ho sempre detto che ci erano comunque delle cose non congruenti e non saremmo mai arrivati comunque ad una piena così, perché è proprio ci sono proprio non c'è proprio la prova. Senti Clarissa, anche se nella storia della criminologia, scusate, esistono i killer organizzati, dunque coloro che hanno l'obiettivo di uccidere e organizzano intorno a loro una serie di elementi e ripuliscono la scena talmente tanto bene da non risalire all'autore, dunque a se stessi. Certo, però senti, ma qui il bisturi e i guanti, lei comunque fa l'infermiera, ma sono stati repertati, sono stati analizzati? Allora, il bisturi no, non è stato analizzato. Ecco perché è stato soltanto preso, ma non è mai stato analizzato. Questo, dai dati non risulta l'analisi del bisturi. Insomma. E poi è strano che una gonna di una donna sia stata tagliata da un bisturi, cioè chi l'avrebbe potuto fare?
Ma è sicuro che è un se bisturi? non Cioè, una persona che aveva, diciamo, quella riconducibilità, quel tipo, diciamo, quella tipologia di lavoro. ma è Non sicuro che credo era un che, bisturi? diciamo, È sicuro che era un bisturi? Cioè l'hanno Sì, detto? sì, questo è scritto Come anche Jack sulla lo relazione, squartatore. c'è anche un altro tecnico, diciamo, della difesa, Mhm. la gonna è stata tagliata da un bisturi. Cavolo. Tra l'altro l'avvocato Fabbri ci ha appena detto che, ti chiedo Alessio, l'avvocato Fabbri ci ha appena detto che ci sarebbe una traccia di DNA ignoto, un ignoto, perché è stato anche comparato questo con quelli, insomma, gli uomini della cerchia ed è risultato negativo. Alessio, secondo te ci potrebbero essere, poi adesso questa sarà ovviamente una decisione della procura, Bisogna vedere le intenzioni della procura, anche perché dipende anche cioè dipende, non so in che fase sia, c'è questa storia delle minacce di... ha detto che ad ottobre c'è il processo. Sì, ma a questo punto tutto cade un po' il problema è che qui la prova è stata, il mezzo di prova o l'acquisizione della prova è stata graduale, prima la prova scientifica che non... che ha questi problemi, poi c'è quella tecnologica della telecamera e poi si passa alla convenzionale dell'esame della Bianchi in incidente probatorio, ma sempre quando la prima o quella precedente non ha funzionato. E quindi torniamo di nuovo al discorso di prima, evidentemente non c'è la volontà di guardare altrove. Sì. Cioè le piste alternative ci possono essere. Adesso se con questa batosta, perché è una batosta, se anche il capo dell'ufficio può cominciare a pensare a qualcos'altro prima di arrivare magari ad una debacle totale nelle magistrature superiori. Queste sono scelte che vanno fatte ora per allora, perché se no ci ritroviamo fra anni che magari a Bologna in Corte d'Assise d'Appello viene confermata, Cassazione conferma e poi ciao, e diventa un cold case. Nel 2032 si sveglia uno e dice abbiamo, senza parlare del fatto che potrebbero esserci rinvii e così via, queste sono cose ormai italo-italiane riconosciute, però io mi muoverei a questo punto su una pista alternativa, insomma. Rimaniamo come con Rudy Guedet, concorso con altri che era una scommessa che fossero Amanda e Raffaele, ma quella scommessa fu persa e gli altri non sono mai stati cercati. Certo è però che una cosa che diceva Spazi al bar, perché noi abbiamo stato così tante ore, no? Parlavamo con Spazi, c'erano molti tecnici, una cosa che loro si domandavano è come mai, diciamo, in questo mondo, diciamo, di professionisti non ci sono dei professionisti tecnici bravi, diciamo, informatici o che non si spendono, diciamo, per le procure, perché le vacazioni sì sono aumentate, ma il tempo diciamo che si impiega a fare un caso del genere e si impiega tantissimo tempo. Io una risposta che vorrei dare pubblica a questo è che, diciamo, spesso i bravi professionisti vengono trattati non in modo, diciamo, coerente da parte delle procure, perché c'è un po' un modo di fare loro che sanno tutto loro. Di fatto ci sono bravissimi professionisti a Rimini che darebbero anche la disponibilità, ma ci sono anche delle porte chiuse, dunque questo è anche un po' un modo che ho visto, diciamo, negli anni, nel tempo, un po', diciamo, stress, è un po' piccolo come ambiente, dunque tutti parlano ma nessuno opera in modo, diciamo, corretto, seppur, diciamo, si vuole dare una mano, a volte si fa un passo indietro perché ci sono, diciamo, anche altri PM che non si danno la possibilità di farlo, anzi si può essere anche trattati male. Questo è un po' l'Italia, cioè, diciamoci la verità, Alessio, pure tu sai bene questi meccanismi. Le procure hanno i loro fidati, vanno sempre con gli stessi, no?
È così, Alessio? Beh, sì, c'è questa sorta di circolo che si scambiano i ruoli, o consulenti o periti sono sempre le stesse persone, quindi non si fanno la guerra. Ovviamente anche in questo Garlasco un po' sta rompendo questa... sì, perché vedo che invece Napoleone è andato proprio... ha fatto largo uso di consulenze ad altissimi livelli, e quindi è il caso che anche in questo caso si possa guardare al fenomeno Garlasco con un certo ottimismo per il futuro, che si sia veramente un approccio laddove deve essere scientifico, laddove deve essere logico, laddove deve essere giuridico, comunque che porti a una comprensibilità delle cose, a una intelligibilità, perché se no, se ci ritroviamo ancora delle sentenze dove i passaggi inferenziali sono sostenuti da convinzioni proprie del giudicante, ma che non trovano riscontro nella realtà, avremo sempre i soliti problemi, avremo sempre i soliti casi che non convincono, chiusi alla bella e meglio, poi sarà alla forza mediatica di chi ci casca dentro a dover riaprire o meno. La riapertura dei casi sarà una costante, almeno il tentativo nei prossimi anni, per tante cose. Credo anch'io. Viste oggi con quello che è successo in questo 2025-2026, insomma, gridano un po' vendetta. Senti Clarissa, parliamo un po' invece di quelli che potrebbero essere gli altri scenari. Io mi sono fatto un'idea, cioè perché per forza doveva essere qualcuno che era legato a questa storia personale? E se fosse qualcuno che magari è anche legato all'incidente che ha avuto il figlio, e se magari era qualcuno che nell'ambito comunque delle conoscenze della donna, che ce l'aveva con sta donna, non lo so, tu che idea ti sei fatta da esterna? Tu fai finta di essere all'esterno e dici questa signora di 79 anni un po' di tempo fa, quando diciamo c'erano le prime udienze, ancora non sapevo che ruolo avevo, anche perché subito dopo sono emesse le grafie della Bartolucci, insomma, il suo stato di devianza, insomma, nei confronti della Bianchi. E inizialmente io ho detto una cosa che mi ha colpito poi nel tempo rivedendomi. Io dico, questa parola, secondo la mia visione c'è una persona terza e forse non è Da Silva. Perché dagli audio potrebbe emergere altro, anche perché i rumors nei tribunali raccontavano proprio questo tipo di evento. Io non ho mai fatto una rianalisi tecnica con i miei tecnici interni, sia della CAM che degli audio, ne ho chiesto all'ingegnere aziendale di fare con il RUFED, di rifare tutti i rilievi, ma mi sono solo attenuta a vedere e a rivedere anche me stessa cosa pensavo e cosa penso oggi del caso. Sicuramente potrebbe anche essere stato qualcun altro, ma io ho questo punto interrogativo purtroppo che è per me una prova fondamentale che tagliare la gonna nel bisturi e poi questo DNA di questo ignoto che sarebbe da rilevare. E se fosse qualcun altro dovrebbe essere qualcuno che lavora nell'ambito molto bene la famiglia, ma che abbia comunque dei disturbi, perché sicuramente posizionare la Paganelli in quella posizione, mettere nella borsetta l'assorbente, tagliare con il bisturi la gonna e aggredirla di notte, sicuramente deve essere qualcuno che la conosceva, dunque qualcuno che aveva già avuto contatti con la signora Pierina. Mi ricordo dispiace tantissimo che non ci sia un autore a oggi
Sì. anche perché non è stata fatta giustizia. No. No, speriamo che invece appunto, Alessio, secondo te il tipo di omicidio a me ricorda un po' la storia di Silvana D'Amato, di cui stiamo parlando qui in radio, no, questa Sì. signora pensionata uccisa ad agosto, in una sonnecchiosa agosto a Milano, nella sua casa, e ancora non abbiamo capito chi è stato, e non si C'è una riesce a traccia, sì, sì. andiamo tempo al tempo. Sì, stanno lavorando, Eh, però Volevo dire una cosa a proposito sempre dell'omicidio Paganelli. Comunque le coltellate con la consulenza della difesa non sono coerenti con il profilo militare non sono risultate, almeno per quanto riguarda la difesa, coerenti col profilo militare. Primo, per lo spropositato numero, un militare sa dove colpire e come colpire. Sì, Poi mi sembra comunque strano, infatti. per la dinamica, perché erano nel senso opposto a quello che era il training, cioè l'allenamento, l'addestramento del Da Silva. Secondo me persona, è un maniaco, non so, qualcuno che ha dei problemi sicuro. Una persona, diciamo, addestrata a usare il coltello l'avrebbe usato, questa la consulenza lo dice, in maniera inversa rispetto a come è stato usato. E poi comunque sono troppe per essere frutto di una persona che ha anche ucciso per motivi di potrebbe anche aver ucciso per motivi professionali quando era nell'esercito. Potrebbe essere comunque qualcuno che la odiava a tal punto, appunto, perché poi c'è stato proprio un infierire e anche poi tutta quell'attività di staging quasi maniacale, no, Clarissa? Al femminile, se dovessi fare, diciamo, il mio lavoro tecnico, io lo vedrei più un delitto di impeto al femminile, ma che aveva calcolato, diciamo, subito dopo il, diciamo, si era resa conto di quello che è successo, che ha poi ripulito analiticamente tutta la scena del delitto. A me fa un po' strano che tutta la notte non ci sia stata un'evidenza circostanziale, se non quella telecamera sonora questo mi fa un po' come di pensare, tutta una notte senza che sia successo nulla. Dalla cam 3, questo forte, dalla cam 3 della telecamera che era all'interno della basculante del vicino. Si sente quella è l'unica attività circostanziale. Sentendo anche parlare da Silva è molto al maschile, ma potrebbe essere anche femminile qualora ci fosse una donna con disturbi che, sfinita da una serie di cose, voi diciamo forse non avete contatto con i personaggi, potrebbe aver, diciamo, scaricato tutta la sua rabbia. E sarebbe da continuare a fare le indagini sul caso e battere veramente proprio tutte le piste possibili e immaginabili. Sì, veramente, ma incredibile. Sembra quasi cioè questo è proprio un giallo di quelli, un giallo, giallo, giallo. Ci vorrebbe il Poirot. Però vabbè, li hanno messi tutti. Ecco, visto che parliamo di Hercule Poirot e di Agatha Christie, in effetti i personaggi, cioè i potenziali personaggi, sono stati messi tutti insieme. Insomma, sai come fa Poirot nei libri e nei film, però non è venuto fuori se non un bel casotto. Sì, diciamo anche che fino all'omicidio è un diciamo, romagnolo. Della Aspetta. del fratello di Manuela Bianchi. Sì. Alessio, cosa stavi dicendo? Dico, fino all'omicidio, fino al fatto criminoso, è un foglietton di provincia romagnola, molto, diciamo, un condominio, diciamo, allegro, molto, così come tutta la zona, la gente allegra, il cielo aiuta, fino al fatto criminoso. Poi non so se abbia prevalso l'aspetto, come dicevamo prima, pruriginoso rispetto all'indagine e alle evidenze che hanno portato al processo. Questo è tutto da studiare ancora. Clarissa, ci sono state persone, cioè ci sono persone che avrebbero potuto dire di più, che avrebbero potuto sentire di più, che avrebbero potuto aiutare e non si sono palesate, secondo te, o si sono fatti avanti anche più persone di quelle che avrebbero dovuto?
No, loro no, secondo me hanno sentito un po' tutti. No, sulla questione dei SIT loro cioè la procura si è molto esposta, ha sentito tutti e sulla questione... Diciamo hanno un po' mancato anche qui forse nel primo momento, no? Nell'intervento primordiale. E secondo me ci sono stati proprio degli scambi di ruoli, non so, c'era questo tecnico che raccontava, diceva, però l'ispettore ha fatto una relazione troppo tecnica, ma questo aspettava a me, cioè anche all'interno di queste organizzazioni dove ci sono anche delle ragazzine giovani, penso che ci sia stato un po' un forte allarmismo e nell'allarmismo, dunque nella foga hanno sbagliato proprio l'operazione. Cavoli. No, qui ci vuole qualcuno che ci metta le mani. Speriamo che insomma... Bisogna essere analitici un po' nel caso Garlasco, prenderli è un po' come è fatto col mostro di Firenze, diciamo essere un po' più estranei e iniziare a lavorare pezzo per pezzo. Sì, assolutamente. Va fatto uno smontaggio di tutto. Poi dopo, secondo me, si era andati un po' troppo su quella su quella telecamera. Non lo so, cioè, vero Alessio, tu hai detto giustamente, anche questa volta si è partiti. La custodia cautelare, la della farmacia, è costata la custodia cautelare che non è mai stata, alla fine, la motivazione non è mai stata messa per iscritto definitivamente. La Cassazione ha annullato e rinviato, ma il Tribunale dell'Esame non ha più voluto. Ma infatti gliel'ho chiesto oggi a Fabbri, in quei pochi minuti che è stato qui, gli ho detto ma perché lui, cioè perché avevano paura che fuggisse? E lui ha detto ma di fatto possiamo ipotizzare che quello che era quello il motivo, ma perché non c'è nessuna evidenza. Infatti. Senti Clarissa, ma secondo te adesso da Silva se ne va dall'Italia? Ma potrebbe, come non, perché alla fine il suo lavoro ce l'ha qui, sì. come manterrebbe, diciamo, i 2 bambini all'estero e non avrebbe più il suo, diciamo, certo. La dipende sua dal vita, rapporto diciamo, l'aspetto economico, non lo so, probabilmente potrebbe andare in un altro paese, trovare un altro lavoro, di farsi un'altra identità, ma dipende se riesce a salvare. Adesso secondo me l'ego diciamo di aver vinto la causa è come se lui ci fosse riacquisito della sua identità. Insomma. Potrebbe essere più forte di prima, diciamo. Certo, dipende, giustamente come diceva Alessio, non vogliamo entrare nel gossip, però questo perché la moglie l'ha dichiarato su Rai 1, l'ha detto. Non sa più dove andare perché la moglie certo. a un certo punto infatti lei ha detto che non sa se insomma, perché comunque la ferita, diciamo il tradimento c'è stato, insomma, obiettivamente. Però c'è anche come dire, la contention con l'amante, per questo punto potrebbe tornare un ritorno di fiamma dovuto al fatto che comunque lei riuscita a sconfiggere sia la giustizia che l'amante, cioè riuscire a riprenderselo. Ripeto, fino al fatto criminale è una stupenda storia romagnola, cioè proprio fatta di la gradisca. Di grandissime passioni, di grandissimi scatti. Non penso che la signora Bianchi si avvicinerà più a Da Silva. Beh, non penso proprio, quello proprio non penso. Comunque volevo chiudere con questo commento che è arrivato via WhatsApp da Maurizio che dice: quanti incompetenti nelle forze che devono indagare, magari rivedano i film degli anni 50. Beh, insomma, è una battuta, però devo dire che allora io diciamo ho grande rispetto per tutte le forze dell'ordine, per i magistrati, però delle volte insomma si vedono delle cose un po'
tirate per la giacchetta, ecco, tirate per la giacchetta. Ci vuole l'ufficio del coroner, Oppure Scotland Yard, che comunque Jack lo Squartatore non l'ha trovato, quindi attenzione che anche loro, Clarissa, giusto? Già. Allora Clarissa intanto sta lavorando ancora, torna a lavorare sul Mostro di Firenze, giusto? Poi magari una volta ne parliamo qui, perché è sempre una storia pazzesca anche quella che Ha ripreso gli studi sul Mostro di Firenze, su altri e altri casi ci saranno sorprese. Io sono abbastanza preparato sul dibattimento Pacciani compagni di merenda. Molto interessante. Allora vi rinvito insieme. studiate. Va bene. Grazie mille Clarissa, grazie Alessio Erasmo Antonelli. Insomma, torniamo a Garlasco. No, scherzo. Ciao. Grazie Antonelli, grazie Laura. Grazie mille. Grazie mille. Avete ascoltato Giallo Radio Club.